Ma chi glielo dice ai cittadini che riuscirete a trovare 30 miliardi per comprare le armi e non siete riusciti se non a mettere 3 miliardi per 3 mesi per le bollette? Chi glielo dice? Non è vera quella cosa che ho sentito dire da uno dei tuoi ospiti, che non abbiamo i missili per bloccare un possibile attacco, perché se mettessimo a fattor comune questi 388 miliardi saremmo il secondo esercito al mondo dopo quello degli Stati Uniti. Questo bisogna dire ai cittadini. Non è vero quello che vi stanno dicendo, che dobbiamo per forza armarci perché altrimenti la Russia arriverà a Lisbona e i cosacchi verranno qui a Roma ad abbeverare i cavalli. Non è vero. In realtà oggi stanno festeggiando le lobby delle armi a Champagne ed erano già ubriachi di extraprofitti, di rendimenti favorevoli. Gonzato l'abbiamo interrotto. Invece chi sta piangendo, ragazzi, la politica deve parlare con i cittadini. Chi sta piangendo? Stanno piangendo le piccole imprese, stanno piangendo i pensionati ai quali avete dato 1,80 € di aumento, stanno festeggiando le piccole imprese schiacciate dal caro vita e dal caro bolletta. Un attimo, pacifista, finisca. Che non vi piace la verità. La Spagna è al 2,6%, noi siamo allo 0,7%, siamo a un passo dalla recessione tecnica e stiamo chiedendo ai cittadini sacrifici per comprare le armi quando stanno chiudendo gli ospedali, le scuole.